Buon pomeriggio dal palazzetto dello sport Carisport di Cesena. Dopo aver raccontato della Quinto Futsal Future Cup femminile con la vittoria clamorosa nel finale della squadra blu contro la squadra red, ora è il momento della categoria maschile per la finale terzo e quarto posto con il centro nord che sfida il nord. Andiamo ad analizzare le formazioni, a leggere le formazioni con il nord che schiera col numero 2 Monti, 3 Caracciolo, 4 Festini, 5 Mascambruni, 6 Bui, 7 Alves, 8 Dos Santos, 9 Amoroso, 10 Solero, 11 Guariento, 12 Di Rienzo, 13 Dorazio, 14 Longo, 17 Biasin, allenatore Danilo Lemma. Il centro-nord risponde con il numero 12 Indelicato, 17 Marangio, 7 Pesapane, 2 Marsico, 11 Bulgarelli, 3 Lissi, 8 Sivieri, 5 Panchetti, 4 Acciai, 9 Prota, 6 Lupi, 10 Di Gennaro, 13 Sebastianelli, 14 Balducci, allenatore Cristian Busato, il primo arbitro Adriano Sodano della sezione di Bologna, il secondo Pasquale Marchica della sezione di Bologna. Il crono sarà diretto da Gioele Cacchi della sezione di Cesena. Foto di rito per entrambe le squadre che quindi si giocano la medaglia di bronzo. Abbiamo anche i quintetti con il nord, con De Rienzo che rispetto alla gara di ieri parte titolare, Caracciolo, Bui, Amoroso e Guariento a completare il quartetto di mister Lemma. Risponde l'area centro-nord con Marangio tra i pali, anche lui preferito a Indelicato rispetto al match di ieri, Pesapane, Lissi, Prota e Lupi a completare lo starting five di Busato. Tutto pronto, ricordiamo che a seguire la finalissima tra centro-sud e sud. Arriva il fischio di Sodano. Parte l'incontro. Occhio a Bui che ci prova subito col destro, palla ribattuta. L'ultimo tocco poi è stato di un giocatore del nord, quindi rimessa per il centro-nord. Palla dalle parti di Marangio, lancio lungo del portiere Lotta. Sì, autore ieri di una doppietta, rimessa per la squadra in maglia bianca, palla che passa, Prota non ci arriva, ma c'è Lupi
all'indietro da Pesapane. Amoroso tenta di ripartire, si allunga la sfera. Pesapane non ci arriva, Lupi palla che passa, non è riuscito Guariento a controllare la sfera. Occasione potenziale per il Nord, riparte il centro Nord con Lupi, palla per Prota, 1 contro 1 con Caracciolo, lo ferma il numero 3. Rimessa per il centro Nord con Pesapane, palla deviata, De Rienzo evita il corner e fa ripartire Bui, autore ieri di una grande prestazione condita da una doppietta. Attenzione a Caracciolo, la vuole dare a Bui, riesce, occhio al numero 6 che vuole tornare da Caracciolo, passaggio intercettato e rimessa quindi per il Nord. Ieri ha perso 4-2 con il Sud dopo essere passato in vantaggio 2 volte nel primo tempo, appunto con la doppietta di Bui. Intanto il sinistro da parte di Guariento, schiacciato sul fondo, rimessa per Marangio e quindi Lupi, palla per Prota che non ci arriva. Guariento, qui la giocata sempre di Bui, palla sul secondo palo per Amoroso che ci arriva ma non riesce a dar forza al pallone. Occasione per il Nord con Nicola Paolo Amoroso. Giocata qui ancora di Amoroso, l'intervento di Pesapane, poi la rimessa è per il Nord. Problemi qui per Guariento, che è rimasto a terra, si rialza il capitano del Nord, cenno d'intesa con l'altro capitano del centro-nord Filippo Pesapane. Tanto arrivano, anzi i primi cambi sono entrati Alves e Solero per il Nord, è entrato anche Monte, è rimasto in campo credo solo Bui. Lancio lungo, no, è entrato anche Dos Santos, quindi Lemma ha cambiato tutto il quartetto iniziale. Riparte Solero, passaggio di Dos Santos in anticipo Pesapane che però buca l'intervento, l'ha anche toccata, quindi sarà calcio d'angolo. Già battuto il sinistro di Solero sul fondo, occasione per il Nord. I primi 3 minuti e mezzo 0-0. Dos Santos, Solero, Alves, Solero, ragiona il Nord, passaggio intercettato, occhio a Lissi, riparte il numero 3, ancora Lissi che però non riesce a far correre il suo compagno Prota, che poi chiede anche il cambio al suo allenatore. Dos Santos, Solero,
In avanti Monte riesce ad agganciare ma non a trattenerla, un po' complicato. Rimessa dal fondo per Marangio. Battuta Pesapane, Lissi, Pesapane prota per la corsa di Lissi, tocco di Dos Santos, rimessa a centro-nord, già battuta. Lupi fa correre Balducci, il numero 14 non riesce a tenere la palla in campo. Sbaglia qui il passaggio Monte. Entra in campo anche Panchetti, l'autore di un gol, quello del momentaneo 1-1 contro il Centro-Sud. Un primo tempo molto pirotecnico. Intanto Solero, Alves, Dos Santos, si fa vedere Monte, ancora il numero 8 in possesso, si accentra, torna da Alves, anzi da Monte la giocata, Dos Santos, la parata di Marangio sul sinistro molto pericoloso di Dos Santos. Calcio d'angolo, il colpo di petto di Monte, palla respinta dalla retroguardia della centro-nord, avanza De Rienzo, quindi Dos Santos, un po' di spazio il numero 8, la sterzata sul sinistro, palla che resta lì, il destro di Alves che colpisce Monte, occasionissima Nord, poi Solero perde l'attimo, rischia di far ripartire il centro-nord. La rimessa è per il Nord, che intanto aveva effettuato i cambi, devono accelerare le operazioni. De Rienzo la mette fuori non avendo molte alternative. Batte Mascambruni, la rimessa, ancora il numero 5, giocata qui, occhio al sinistro e poi si salva il centro-nord e il gol da parte di Festini, che riesce a trovare l'angolo con la palla che dà un bacetto al palo e si insacca. 1-0 per il Nord con la rete di Lorenzo Festini, che era appena entrato e trova la rete del vantaggio. (1-0). Per il Nord. Ci aveva provato Festini, la palla è tornata al numero 4, che con il destro ha trovato la traiettoria giusta per battere Marangio. Eccolo qui, l'autore dell'1-0, quindi Bui, anzi Mascambruni, Dorazio, Mascambruni, fermato in qualche modo da Balducci. Time out per il centro-nord con Busato che vuole
modificare qualche aspetto di questo avvio. E noi ci prendiamo una pausa. Termina il time out, mancano 13 minuti 33 secondi al termine del primo tempo. Poco fa l'1-0 da parte di Festini. Ora in possesso il Nord. Era arrivata la rete di Longo, però c'è stato un fischio con la rimessa che non era stata battuta bene, quindi passa al centro-nord questo rinvio in avanti, rimessa ora per il Nord. Rimessa per il Nord. D'Orazio incespica sulla sfera Festini, che stava per regalare un'azione pericolosa al centro-nord, che non è approfittato. Altri cambi intanto per Lemma. Rientrano i 4 titolari dello starting 5, ovviamente escludendo il portiere. Lui, Guariento, perde palla Caracciolo, palla intanto per Sivieri, passaggio lungo, Amoroso, non c'è fallo, quindi Bui se la porta sul destro, fermato in maniera regolare da Sebastianelli, quindi rimessa per il Nord. Ancora Bui, ha provato Guariento a far correre il numero 6. Ancora Nord con Bui in orizzontale da Amoroso, attende l'arrivo di Guariento, ma la sfera arriva a Bui, che ragiona e lotta con Pesapane. Ancora Bui, Amoroso si deve allungare per calciare, viene fermato da Panchetti, che non bada allo spettacolo, spazza via. Avanza De Rienzo. Guariento, mezzo a 2, non c'è fallo, ancora Guariento,
triplicato. Il Nord guadagna una rimessa in zona d'attacco che va a battere Caracciolo. Palla per Amoroso, palo! Sfortunato il numero 9 che anche ieri ha colpito un montante. Che occasione per Nicola Paolo Amoroso, con il Nord vicinissimo al 2-0. Marangio, pressione di Guariento, lui perde palla ma c'è Caracciolo, avanza il numero 3, quindi Amoroso fermato da Acciai. Ancora Bui, calcia Murato. Occhio, la palla che passa, non ci arriva Sebastianelli. Occhio al centro nord, che occasione con il sinistro sempre di Lissi, sempre molto pericoloso il numero 3, con un passo dal pareggio della sua terza rete in competizione. Intanto nuova tira in campo Monte sull'attacco di Acciai, rimessa per il centro nord. Sbaglia qui centro nord. Attenzione alla grande azione per il raddoppio del Nord con la rete di Alves. Grande giocata del team di Lemma che raddoppia il punteggio all'11° con Enrico Alves. 2-0. Ci prova ora il centro nord. Palla respinta. Grande sponda, assist di Monte per la rete di Alves, giocata proprio da pivot puro. Intanto la conclusione da parte di Marsico con il centro nord ad un passo dal 2-1. Tanto è rimasto a terra Lissi. Riprende il gioco con De Rienzo, serve Monte, passaggio corto, deve correre Solero che spazza via Marangio, la tiene. Intercetta
Panchetti, ancora il numero 5 che va via, palla che entra in area di rigore, sfera torna a Panchetti, si gira e calcia. Lupi, esterno della rete. Di Gennaro non riesce a servire un compagno. Mascambruni, Festini, lancio di De Rienzo, la mette giù Longo, si gira il numero 14, palo di Longo, poi il destro di Festini, la tiene Marangio, doppia occasione per il Nord di andare sul 3-0 con il palo da parte di Longo che si è girato benissimo. Il destro di Sebastianelli, la respinta di De Rienzo. Siamo già dalla parte opposta. Lotta Longo. Poi batte male il numero 14 la rimessa, che quindi ora passa al centro-nord. Avanza Marangio, un po' di spazio il 17 che poi apre il destro. Alto. Occhio a Mascambruni, la mette al centro, non ci arriva lungo. Neanche Dorazio. Scampato il pericolo, riparte il centro-nord, lancio di Marangio, Di Gennaro non ci arriva, quindi De Rienzo la rimette in campo. Sbaglia quel passaggio. Mascambruni perde palla, non c'è fallo. La giocata qui ancora di Lissi, fuori, sempre molto pericoloso il giocatore col numero 3. Ottima giocata qui del Nord, ancora Longo che non si gira e Lissi non la tiene in campo. Mascambruni con le mani, pesapane da terra. Time out. Era Lemma che vuole sfruttare questo calcio piazzato
Termina il time out. Arriva il fischio, parte lungo, Murato da Pesapane, la sfera torna a De Rienzo. Giocata qui di lungo, fallo numero 14, c'è stata una trattenuta, secondo fallo per il centro-nord, mentre rientra in campo Caracciolo insieme a Guariento, Amoroso e Bui. Altra punizione, gioca un po' spezzettato in questa fase. Occhio al destro di Amoroso, ancora Marangio a dire di no. Nord che sta attaccando alla ricerca della 3-0. Guariento su lata sinistro, Murato, poi l'ultimo tocco è il suo del rimpallo. Occhio a Bui, fallo di Pesapane su Bui, terzo fallo per il centro-nord. Murato, Guariento, ancora Guariento che ci prova, l'altro capitano di giornata che lo ferma, Pesapane. De Rienzo, ancora il sinistro e poi il gol di Amoroso che riesce a trovare la via della rete e fa 3-0 al termine quasi del 15°. Triplica il vantaggio il Nord. Ancora Nord con Bui che tenta di incunearsi, viene fermato. Passano i 4 secondi. Rinvio in vantaggio Caracciolo con De Rienzo che preferisce la rimessa dal fondo. Lancio di De Rienzo.
Tenta di scappare via Bui, ma guadagna una rimessa. Non ci arriva Amoroso. Lancio in avanti lungo di Pesapane, quella che arriva direttamente a De Rienzo. Bui fa correre Guariento. Palla al centro, deviata. Fallo su Guariento. Quarto fallo per il Centro-Nord. Via Amoroso che apre il sinistro, troppo schiacciato, non trova neanche il compagno che era appostato sul secondo palo. Ma c'è stata una deviazione, quindi rimessa laterale, che è quasi parente di un corner. Là fuori si coordina Guariento, palla che lambisce il palo. La palla il Nord, sempre con Bui. Ancora Centro-Nord con Bulgarelli, poi il lancio a spazio il destro da parte di Prota, palla sul fondo. Occhio ancora al Nord, Solero, il sinistro la tiene Marangio in due tempi. Ultimi 120 secondi. Lotta qui Bulgarelli e va via ancora Bulgarelli, gran parata di De Rienzo vicino al 3-1 il Centro-Nord con il suo numero 11. Bravissimo De Rienzo ad evitare la rete. Avvicinando all'ultimo giro di lancette di questo primo tempo, che vede il Nord avanti 3-0 sul Centro-Nord per questa finale, terzo e quarto posto.
rimessa ancora per la squadra in maglia gialla. Calcio troppo lungo per Monte da parte di Caracciolo, anzi di Dos Santos. Corracciai alla fine avvia Monte, se la porta sul destro, ancora Monte, ancora Marangio. Recuperata la palla dal nord, di Rienzo, Monte spinto, palla che resta lì, l'occasione per il nord con Solero. Occhio a questo 3 contro 1, ma non c'è più tempo, finisce qui la prima frazione di gioco con il nord avanti 3-0 grazie alle reti di Festini, Alves e Amoruso. E noi ci prendiamo una pausa e ci risentiamo tra poco.
Tutto pronto per l'inizio del secondo tempo, le squadre sono rientrate in campo, si attende solo il fischio da parte dell'arbitro. Riparte l'incontro, 3-0 quindi per il Nord nella prima frazione di gioco, grazie alle reti di Festini, Amoroso ed Alves. Nord che vuole chiudere al terzo posto, serve una reazione al centro-nord per rimettersi in carreggiata. Ricordiamo che a seguire sempre in diretta sul canale YouTube che intanto ad Amoroso che si divora il 4-0 con Indelicato che aveva avanzato la sua posizione. Amoroso ha intercettato e di fatto a porta vuota ha colpito l'esterno della rete. Delicato che è entrato al posto di Marangio e Biasin invece al posto di De Rienzo. Staffetta tra i portieri. Tanto Pesapane recupera, passaggio intercettato da Guariento. Il sinistro di Lupi, palla che resta lì, ancora Guariento che lotta. Primo tocco del numero 6 in maglia bianca. Anzi no. La rimessa è quindi per il Nord. Abbiamo visto bene la prima indicazione da parte dell'arbitro. Guariento fa correre Bui, occhio al numero 6 che salta Indelicato, palla per Amoroso che non riesce a calciare, ancora il numero 9 che cade, non c'è fallo. Siamo già dalla parte opposta ma non riesce a ripartire Prota. Ancora possesso quindi per il Nord. Stavamo dicendo prima dell'azione di Amoroso che a seguire sempre sul canale YouTube della divisione ci sarà la finalissima per il primo posto tra centro-sud e sud alle 17 per concludere questa quarta edizione. Intanto Bui, la parata di Indelicato. Quarta edizione della Future Cup, seconda targata quinto. Amoroso in buca, non riesce a calciare Caracciolo, quindi la palla torna ad Amoroso che viene fermato in qualche modo. Giocata qui di Lissi, numero 3, serve Pesapane, palla sul secondo palo, intercetta Caracciolo che poi spara fuori. Occhio ancora Amoroso sul fondo, altra occasione e il numero 9 per la sua doppietta personale.
secondo l'arbitro non la poteva giocare in delicato, avendo dato lui il via all'azione, e quindi punizione in 2 dal limite per il Nord. Il sinistro di Solero respinto. Palla in area di rigore con Monte che non riesce a scaricare. Riparte il centro-nord, perde la palla Balducci, ma c'è ancora Lupi. Palla in avanti. Rimessa per il Nord, anzi per il centro-nord. Marsico si intende con un compagno. Palla in avanti. Riparte il centro-nord. Balducci. Riparte Alves. Monte. Largo da Dos Santos. Quindi Soleri. Solero, scusate. Guarda che poi è uscita. Alves. Ancora Solero. In buca per Monte, deve tornare all'indietro. Alves si affida a Biasin. Ancora Soleri. Solero. Giocata qui, occhio, la parata di Biasin, la sfera resta lì, non riesce a calciare Di Gennaro che poi commette fallo. Occasione per il numero 10 che sulla ribattuta poi ha commesso fallo sul portiere. Chance quindi per il centro-nord di accorciare sul 3-1. In avanti alla ricerca di Monte, non ci arriva il numero 2. La conclusione respinta, ci ha provato Marsico, rimessa dalla parte opposta per il centro-nord con Balducci. Ancora Marsico e quindi Panchetti, palla che attraversa tutta l'area, si spegne sul fondo, rimessa per Biasin, girandola di cambi per Lemma, sono rientrati Festini, Mascambruni, Longo e Dorazio. Di Gennaro, giocata sull'out, ancora il numero 10 fa sportellate e subisce fallo. Punizione, primo fallo anche per il Nord in questa ripresa. De palla Marsico, poi la recupera il numero 2, larga per il sinistro di Panchetti, cioè, battuta la rimessa, occhio al Longo che si è aiutato in maniera irregolare secondo l'arbitro, secondo fallo per il Nord.
Attenzione alla conclusione da parte di Panchetti, spinta da Biasin, ancora Nord, rimessa per la squadra in maglia gialla, chance per il centro Nord. Sta provando a rientrare in partita, intanto qui non si intendono Festini e Mascambruni. Parte lungo che ragiona e serve Festini, l'autore dell'1-0. Sbaglia qui Lungo, che poi ci mette una pezza. Occhio con 3 contro 2. Festini ancora per Lungo, la sterzata, ci prova Lungo, palla fuori. Altro lancio lungo, non ci arriva Marsico, che era totalmente da solo, poteva andare a tu per tu con Biasin. Scucchiaiata, occhio, Lungo, palla intercettata, corner. Intanto è rimasto a terra un giocatore del centro nord. Sta a terra Balducci. Problema per il giocatore del centro nord. Ancora a terra Balducci, che proprio in questo momento sta per rialzare. Speriamo non sia nulla di grave per il classe 2007 di proprietà degli amici Mondolfo. Problema credo alla caviglia sinistra. Calciato malissimo Lungo, gli sviluppi della rimessa laterale successiva. Pallina avanti, non ci arriva Prota. Attenzione all'acrobazia di Lungo, palla sul fondo, ci ha provato il giocatore del nord. Ancora possesso per la squadra in maglia gialla. Dorazio Lungo
Si gira il numero 14 con un Whitson, ma non la tiene in campo, quindi rimessa dal fondo. Giocata qui di Marsico, però si trascina la palla fuori, ma c'è stata una deviazione. Fischia qui il centro-nord, l'ha recuperato Orazio, quindi Festini, Longo. Duella il numero 14, calcia col sinistro, indelicato dice di no. Siamo già dalla parte opposta, intercetta Festini che anticipa Pesapane. Occhio al destro di Sebastianelli che ha trovato una deviazione. Tanto c'è bisogno della Barella per Balducci. Inquadrato Balducci tra gli applausi del Carisport. Corner all'esterno della rete. Riparte il centro-nord, ma ruba palla Longo. Occhio a questo 3 contro 2. Longo, palla al centro, deviazione decisiva di Sebastianelli. Poi si mette in proprio indelicato che pensa al tiro, calcia col sinistro, Murato. Pesapane, Sebastianelli, ancora Pesapane, fermato, palla direttamente dalle parti di Indelicato che poco fa ha salvato il 4-0, tenta di andare via qui Prota, ma la palla è uscita. Bui, Guariento, Caracciolo, ancora Bui, Guariento, Amoroso, 1 contro 1 con Pesapane, non riesce a sgusciare via il numero 9, riparte il centro nord con la palla di Marsico per Sivieri, ma la sfera si spegne sul fondo e quindi sarà rimessa, anzi no, credo sia calcio d'angolo, che vedo schierata la difesa del nord. Ci prova col sinistro Lissi, occhio che corre Guariento, cerca un compagno, intercetta Lissi, vuole far correre Pesapane, ma in vantaggio Biasin che lascia la palla che esce e quindi rimessa. Occhio al destro di Bui. Riparte il centro nord,
Sbaglia qui il passaggio. Sivieri. Intanto Guariento lascia a Bui, torna dal numero 11, 1-2, va via Bui. La parata poi di Indelicato che evita ancora una volta il 4-0. Siamo entrati nell'ultimo quarto di gara giocata qui da parte di Sebastianelli. Non c'è fallo, ma è rimessa per il centro-nord. Occhio qui al sinistro di Guariento che aveva rubato palla a Lissi. Occasione ancora per il nord. Va via Lissi fermato. Acciai. Di Gennaro. Panchetti. Fallo sul numero 5. Terzo fallo per il nord in questa ripresa. Federico che posso vedere l'MVP il giorno prima della partita. Battuta già il calcio di punizione. Palla per Biasin. Bui. Guariento tenta di andare via, vince il rimpallo, occhio a Guariento che carica il sinistro, deviato il gol di Alessandro Guariento che fa 4-0. Cala il poker il nord con la rete del suo capitano che si è inserito ed è riuscito a trovare il gol con una deviazione che ha beffato Indelicato e molto probabilmente il nord mette il punto esclamativo al match. 8:13 da giocare, ancora un'altra azione, Monte, la gran parata qui, Indelicato che evita il 5-0, riparte il nord, palla per Dos Santos e quindi Alves. Alves in buca, 1-2, Alves murato sul più bello. Altra occasione. Attenzione, palla al centro, recupera palla il nord. Ancora Lissi, sbaglia il tocco Panchetti. Dos Santos, Solero, Alves, Dos Santos corre, Alves che cerca di sterzare, viene fermato. Palla fuori, Alves con il destro deviato, palla che lambisce l'incrocio. Ancora nord vicino al gol del 5-0. Non c'era stata deviazione, intanto Alves poi Solero sbaglia. E 44 al termine del match.
con Bulgarelli che trova una deviazione. Bulgarelli, spalle alla porta, non c'è fallo ancora al numero 11, poi viene fischiato il fallo su Bulgarelli. Vediamo se calcio di punizione. Sì, punizione dal limite per il centro-nord. Arriva il fischio, il destro proprio di Bulgarelli, respinto. Panchetti, indelicato, fallo ancora su Bulgarelli. Arriva il quinto fallo per il Nord a 6 minuti e 13 dal termine. Punizione, Panchetti col sinistro, schiacciato fuori. Lo stesso numero 5 ripiega. Time out per il Nord. Riparte il gioco, occhio al Nord con la conclusione da parte di Dorazio che poi commette fallo e tiro libero per il centro-nord. Cartellino giallo per Dorazio, primo ammonito della gara. Ci va Bulgarelli dalla lunetta dei 10 metri. A esattamente 6 minuti dal termine del match, chance per il centro-nord di accorciare le distanze. Ancora non arriva il fischio, che arriva ora. Parte Bulgarelli, traversa. Chance per il centro-nord con l'errore di Bulgarelli che ha calciato bene, colpito il montante.
Tanto in vantaggio qui Lissi, rimessa per centro-nord, ancora Lissi, cerca la sterzata, poi non riesce a giocarla, la palla gli sfugge. Giocata qui, occhio a lungo, 1-2 anticipato da Panchetti, riparte il centro-nord, l'avanzamento di Lupi fermato, rimessa nord. Mancano 5:24 al termine della gara, con il Nord che conduce per 4-0. Poco fa l'errore dalla lunetta di 10 metri per Bulgarelli, con la chance per il centro-nord di accorciare le distanze. Giocata qui. Occhio alla giocata, palla sul fondo, ci ha provato Lupi, palla subito messa in gioco, saggio lungo di Biasin per Lungo. Lissi perde palla, ancora Biasin, lancio lungo, sponda, 1-2 che non si chiude con Bui. Ancora Nord, sempre lungo, sterzata Murato, riparte il centro-nord con Panchetti, la parata di Biasin che nega ancora la gioia della rete al centro-nord. Ultimi 4 minuti di questa finale, terzo e quarto posto. Palla fuori, ancora Panchetti, ancora Murato. Panchetti. Pesapane. Panchetti. Lupi. Sempre il numero 6 in possesso. Pesapane, perde palla, Bui. 1 contro 1, sempre di Bui. Festini, Guariento, rientra sul sinistro, palla per Festini, ancora Bui, va via in buca ma c'è un fallo, blocco irregolare, quindi altro tiro libero, il fallo l'ha commesso Festini e quindi altra chance dalla lunetta dei 10 metri, esattamente 180 secondi dalla fine.
Questa volta ci va Panchetti dalla lunetta, il sinistro, la parata, poi il rimpallo sul fondo. Non riesce a segnare il Centro-Nord. Si resta sul 4-0. Colpo di testa intanto da parte di Bui. Ancora Panchetti, poco fa solo errore dalla lunetta di 10 metri, la parata da parte di Biasin. In precedenza Bulgarelli aveva colpito la traversa. Lancio lungo e spinge altra rimessa. Ancora Bui, si accentra, giocata, calcia Bui e trova il 5-0. Geremia Bui, terzo gol per lui in competizione e il Nord mette il punto esclamativo al terzo posto. La rete di Bui, dopo quella di Guariento sempre nella ripresa. Di fatto hanno allontanato ogni possibilità di rimonta per il Centro-Nord. Attenzione ad Amoroso, Caracciolo, Guariento, ancora Amoroso, ultimi 90 secondi di questa partita. Intercetta Guariento che riparte, fermato poi da Pesapane. Caduto male Guariento. C'è un'intesa tra i due capitani. Entra in campo Solero, eccolo qui il numero 10. 1-2 ancora Solero, bravissimo, indelicato. Qui dice di no. Ultimo giro di lancette. Ancora Solero, perde palla sull'attacco di Prota. Ancora possesso Nord. Palla in avanti, colpo di testa di Alves, Pesacane spazza via Dos Santos, è in vantaggio. Ecco qui alla giocata, imbucata, ancora il sinistro sul fondo da parte di Acciai, non riesce a segnare il Centro-Nord. Occhio a questa grande azione, l'indelicato, poi calcia dalla sua metà campo Dos Santos, non inquadra. Ultimi 6 secondi.
Manca un secondo. E la partita finisce qui con il Nord che batte 5-0 il Centro Nord e chiude la manifestazione al terzo posto grazie alle reti di Festini, Alves, Amoroso, Guariento e Bui. È tutto per questa partita, restate con noi che alle 17 c'è la finalissima tra Centro-Sud e Sud per questa quarta edizione della Quinto Futsal Future Cup. A tra poco.